Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Vigili del fuoco cade mentre soccorre un escursionista sull'Etna. Raggiunti e soccorsi entrambi in una zona impervia dopo una notte di ricerche. Sono stremati ma in discrete condizioni. Una dodicenne di Monreale chiama Telefono Azzurro e fa arrestare la madre e il compagno. All'operatore racconta gli abusi sessuali a cui da mesi era sottoposta insieme al fratello poco più grande. Il delitto Mattarella, l'ex prefetto Piritore agli arresti con l'accusa di depistaggio, nega tutto e si contraddice. Cresce la preoccupazione tra i lavoratori del call center Telecontact di Caltanissetta dopo l'annuncio della cessione di un ramo d'azienda da parte di TIM. Catania, auto in sosta selvaggio ostacolano l'accesso al pronto soccorso del Garibaldi. I vertici dell'ospedale servono più controlli, c'è in ballo la sicurezza dei pazienti. Mollo tutto e mi trasferisco a Montevago nella Valle del Belice. Incentivi dal comune attraggono nuovi residenti in cerca dello stile di vita siciliano. Calcio, il Catania batte il Benevento e consolida il secondo posto. Protagonista ancora Cicerelli, adesso l'attenzione per la Casertana. 3 punti pesanti in classifica per Siracusa e Trapani, gli azzurri hanno superato al De Simone il Casarano, i Granata al provinciale, l'Audace Cerignola. Un pompiere è caduto mentre soccorreva un escursionista sull'Etna, c'è voluta tutta la notte per recuperare i 2 uomini e metterli in salvo. L'incidente è avvenuto in una zona impervia dell'Etna. Sentiamo Eva Spampinato. Sono i momenti concitati di un soccorso sull'Etna durato tutta la notte e che poteva finire in tragedia. 7 persone e 2 cani. Uno di questi è scivolato, ha fatto un volo di oltre 100 metri. Il vigile del fuoco è intervenuto per soccorrere un escursionista caduto mentre raccoglieva castagne, ma una volta a terra scivola a sua volta e si ferisce gravemente. L'intervento diventava ancora più complesso. E così i feriti diventano 2, il tempo scorre, quell'area al nord di Monte Calanna, nella parte alta della valle di San Giacomo, è una delle più impervie dell'Etna. È la zona peggiore, se così si può definire, della nostra Etna. Qualcuno di noi è sceso sul target con delle corde e ci siamo resi conto che comunque il terreno era molto impervio. Ha precipizi che vanno a finire in questa Valle San Giacomo e che è piena di rovi alti anche 5-6 metri. Tutto iniziato alle 17 di ieri. Le squadre a terra del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza hanno lavorato per tutta la notte tra vento forte e terreno impercorribile, mentre un elicottero della Marina Militare tentava inutilmente di avvicinarsi. Ha fatto dei sorvoli ma troppo buio e c'era anche un forte vento. Solo all'alba, con la luce del giorno, i soccorritori sono riusciti a completare il recupero. L'apprensione è tantissima, però si gestisce. I 2 feriti sono stati trasportati all'ospedale Cannizzaro di Catania e al San Marco, stremati ma vivi. Una dodicenne chiama Telefono Azzurro e fa arrestare la madre e il compagno. All'operatore racconta gli abusi sessuali a cui da mesi era sottoposta insieme al fratello di poco più grande, Roberta Lunghi. È poco più che una bambina, ma è disperata e così, da un paesino del Monrealese, chiama un numero di emergenza. È quello del Telefono Azzurro. All'operatore racconta che da mesi lei e il fratello di poco più grande sono sottoposti dalla madre e dal compagno a violenza del corpo e dell'anima, costretti a partecipare ai loro rapporti sessuali. È fine agosto quando a mettere in moto i carabinieri di Monreale nel Palermitano, coordinati dalla Procura di Palermo, è proprio quella chiamata coraggiosa al Telefono Azzurro, in cui l'operatore comprende subito che il caso esige l'intervento dei carabinieri. In questo caso, appunto, il coinvolgimento immediato delle forze dell'ordine per evitare la reiterazione del reato e quindi comunque che la bambina continuasse a vivere questa situazione di pregiudizio a suo danno.
48 ore dopo i 2 ragazzini sono stati portati in una struttura protetta. Oggi l'arresto della donna di 30 anni e del compagno di 44, accusati di atti sessuali in concorso nei confronti di minori, con l'aggravante per la donna del vincolo familiare. Un contesto di degrado, quello in cui è maturata questa vicenda, non nuova alle cronache purtroppo, perché solo nel 2024, come segnalato dall'associazione Meter, sono stati ben 600 i casi di abusi sessuali nei confronti dei minori tra le mura domestiche in Sicilia. Le donne vengono coinvolte, a volte in maniera molto diretta, e il fenomeno della pedomama, e quindi di conseguenza delle donne che approfittano anche dei loro figli insieme ai loro compagni, e sta diventando veramente un atto estremamente criminale. Si ipotizza che gli abusi subiti dai minori siano stati filmati o fotografati. Il Codacons intanto ha già annunciato che si costituirà parte offesa nel procedimento della procura. Parliamo adesso delle nuove indagini sul delitto Mattarella. L'ex prefetto Piritore, domiciliare con l'accusa di aver depistato le indagini, si dichiara innocente. 2 boss mafiosi già in carcere sono accusati di essere gli esecutori dell'omicidio. Adelaide Barbagallo. Qualcuno dopo l'omicidio Mattarella era già lì, non ricordo chi c'era. Respinge ogni accusa e tramite i suoi legali contesta l'arresto e presenta ricorso contro i domiciliari. L'ex prefetto Filippo Piritore per la procura di Palermo è il principale responsabile della scomparsa della prova regina, il guanto ritrovato nell'auto utilizzata dal killer di Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980. L'accusa per lui è di depistaggio, continuato anche negli anni successivi al delitto del presidente della regione che voleva cambiare la Sicilia, che dava fastidio al sistema politico mafioso. Filippo Piritore respinge tutte le contestazioni e insiste: non ho occultato nulla, ero l'ultimo arrivato e come tale non avevo alcun ruolo nelle indagini, ma fu lui a fare il sopralluogo in via degli Orti per controllare la Fiat 127 abbandonata dai killer. In questi 45 anni diverse le indagini e le inchieste che hanno battuto anche la pista dell'eversione nera, e c'è l'ombra dei servizi deviati. A gennaio 2025 la procura di Palermo ha iscritto i boss mafiosi Antonino Madonia e Giuseppe Lucchese nel registro degli indagati. L'ipotesi è che siano loro gli esecutori materiali dell'omicidio. Entrambi stanno scontando condanne definitive all'ergastolo in quanto riconosciuti esecutori materiali di una serie di delitti eccellenti a Palermo, dalla Torre a Chinnici e dalla Chiesa. Prove importanti che spariscono accomunano tanti omicidi avvenuti in Sicilia, come l'agenda rossa di Paolo Borsellino, gli appunti del prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa e le carte del poliziotto Nino Agostino. Cambiamo argomento, cresce la preoccupazione tra i lavoratori della Telecontact di Caltanissetta, uno dei principali poli occupazionali del territorio, dopo l'annuncio della cessione di un ramo d'azienda da parte di TIM. Sentiamo Rita Cinardi. Sono ore di grande preoccupazione per i lavoratori della Telecontact Center, società del gruppo TIM, dopo l'avvio della procedura di cessione di ramo d'azienda. A rischio ci sarebbero circa 340 posti di lavoro nella sola sede di Caltanissetta. Le organizzazioni sindacali parlano di un'operazione che potrebbe compromettere tutela e stabilità occupazionale, chiedendo un intervento immediato da parte del governo e della regione per garantire continuità produttiva. Anche le istituzioni locali seguono da vicino la vicenda. Il presidente del Consiglio Comunale Gianluca Bruzzaniti ha espresso solidarietà ai dipendenti, sollecitando un tavolo di confronto con Roma. L'azienda parla di una riorganizzazione dei servizi di customer care, ma i sindacati temono un passo verso l'esternalizzazione e chiedono chiarezza sul futuro dei lavoratori. Il rischio concreto per questi lavoratori è che vengano meno le garanzie occupazionali che oggi hanno, perché sono nell'ambito di una grossa azienda multinazionale del gruppo TIM, e che rischierebbero di perdere qualora il progetto andasse avanti su questa scellerata iniziativa di portare fuori dal gruppo TIM questa azienda Telecontact. Tra Telecontact e il gruppo Distribuzione Italia, ma parliamo di una società DNA che ha appena un capitale di 10.000 euro e che a noi risulta totalmente sconosciuta. L'avvertenza resta aperta, nelle prossime settimane sono attesi incontri decisivi. Intanto a Caltanissetta cresce la preoccupazione per una realtà che rappresenta uno dei principali poli occupazionali del territorio. A Catania auto in sosta selvaggia bloccano l'accesso al pronto soccorso del Garibaldi, ostacolando anche chi deve ricorrere alle cure. Sentiamo Tonino De Mana.
L'ospedale Garibaldi Centro, la scuola Turrisi Colonna, il mercato rionale e la sosta selvaggia. Tutto concentrato in pochi metri per un concentrato di pericoli. Dagli attraversamenti pedonali ad ostacoli per la presenza di auto e bancarelle al problematico accesso al pronto soccorso, ostaggio del traffico e dell'anarchia, specie lunedì, giorno del mercato rionale in piazza Montessori. Proprio davanti a pronto soccorso spicca un bel cartello di divieto di sosta e fermata. Purtroppo nessuno rispetta la segnaletica e ancor peggio, nessuno multa. Sono sicuro che con i nuovi vigili urbani si darà nuovo impulso, ci sarà un controllo maggiore per le vie della città, soprattutto laddove c'è in ballo la sicurezza dei pazienti. Farei un appello soprattutto ai cittadini di essere attenti perché in ballo non c'è soltanto la nostra sicurezza, ma anche la loro, perché l'ospedale, ricordo, è di tutti. L'arrivo dei nuovi vigili, utilizzati in settimana all'incrocio tra Viale Mario Rapisardi e Via Fabio Filzi, come abbiamo documentato, lasciava ben sperare. Ma all'azione di contrasto, all'indisciplina, serve continuità delle forze dell'ordine e senso civico degli automobilisti, almeno di una parte. L'altra chiede un'azione concreta, più controlli ed il nostro intervento al numero di WhatsApp 342 74 55 005 con la speranza di riportare un po' di ordine nell'interesse di tutti. Trovate droga e armi in una macelleria nel quartiere San Cristoforo a Catania. Ci dice tutto Desiree Ferlito. Droga e armi in una macelleria nel quartiere San Cristoforo a Catania. Ad attirare l'attenzione dei carabinieri un 18enne già noto alle forze dell'ordine che frequentava troppo spesso l'attività di famiglia. Dopo un periodo di monitoraggio il blitz dei militari che sono intervenuti con più squadre coordinate per eseguire una perquisizione nella macelleria di famiglia. Nella retrobottega dell'attività commerciale la scoperta. Dentro un cassetto di un tavolo da lavoro i carabinieri hanno trovato una pistola a salve modificata in modo da essere resa potenzialmente letale e diverse dosi di marijuana destinate allo spaccio, occultate all'interno di una macchina del caffè. Il 18enne è stato arrestato per detenzione di armi e spaccio. In un'altra operazione nello stesso quartiere la Guardia di Finanza ha arrestato un 80enne. Nella sua abitazione hanno trovato varie armi, alcune nascoste in cassaforte. Mollo tutto e vado a Montevago nella Valle del Belice. Incentivi comunali attraggono nuovi residenti in cerca dello stile di vita siciliano. Davide Sardo. Dalle ferite si può e si deve guarire. È la scommessa della sindaca di Montevago Margherita La Roccarruvolo che punta a ridare vita al piccolo centro della Valle del Belice devastato dal terremoto del 68. Dare la possibilità a chi acquista una casa a Montevago e soprattutto trasferisce la residenza per almeno 5 anni un contributo che poi in termini economici si è trasformato in un contributo di 5.000 euro. Oltre 50 le domande arrivate, 40 quelle ammesse, una risposta concreta al rischio di spopolamento e un segnale di rinascita per un borgo che non vuole arrendersi. Ci sono stato qui a Montevago per ferie, è un paese bello, tranquillo, con gente amichevole e ho deciso di lasciare il stress di una metropolitana come Londra in Inghilterra e venire qua per fare gli ultimi anni a godermi un po' di sole, un po' di cibo bello e di ritrovare la vita siciliana. Da ferite a nuove radici, Montevago riscopre se stessa, trasformando la memoria del passato in un'occasione di futuro. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Torniamo nel Salone della Sanità, ovvero Expo Medicina, la 4 giorni di eventi e convegni che si sta svolgendo a Palermo. Oggi vi presentiamo Sisifo. Marco Gullan. Secondo giorno di lavori ad Expo Medicina alla Fiera del Mediterraneo a Palermo. Tra eventi e convegni, uno spazio importante all'interno del Salone della Sanità lo occupa il consorzio Sisifo, che tra l'altro si occupa di erogare servizi socio-sanitari, domiciliari e residenziali in tutta la Sicilia, con particolare attenzione all'assistenza domiciliare integrata e alle cure palliative. Occupiamo di sanità domiciliare ormai da più di 25 anni, gestiamo servizi domiciliari per pazienti post-acuzie e gestiamo servizi per pazienti invece in fase terminale e comunque pazienti con diagnosi infausta, i cosiddetti pazienti che hanno necessità
hai bisogno di cure palliative, quindi di cure che non risolvono la malattia ma che accompagnano nella sua malattia il paziente incurabile. E Sisifo festeggia anche un anno di sede a Palermo. De Sisifo è presente in tutte le 9 province della regione siciliana, l'unica realtà che si occupa di assistenza domiciliare integrata che è riuscita a essere presente, a promettere di erogare servizi in tutte e 9 le province. Tra le 9 province ovviamente non poteva mancare Palermo, che è, come dire, il luogo principale dove vogliamo presentarci. Da venerdì 31 ottobre a domenica 9 novembre nell'area del parcheggio scambiatore Fontana Rossa di MTS a Catania torna la Fiera dei Morti, il tradizionale appuntamento legato alla commemorazione dei defunti. L'inaugurazione del mercato è prevista appunto per venerdì 31 ottobre alle ore 10. Saranno circa 150 gli stand presenti con un'apposita zona dedicata al cibo e spazi gioco per i bambini. Il cantautore ricomi in Sicilia per 2 date del suo tour teatrale, uno spettacolo in 2 atti con tanti monologhi e un unico filo conduttore. Sentiamo Orazio Longo. In scena la parabola di un artista arrivato al successo da ragazzino grazie al rap, ma che, come ha spiegato lui stesso, al rap non ha voluto fermarsi. 2 date in Sicilia per Mirko nei teatri, il tour di Arcomi che toccherà Palermo, Teatro Golden il 5 novembre e Catania, Teatro Metropolitan il giorno dopo, accompagnato da una band di 7 elementi, uno spettacolo in 2 atti ricco di monologhi e con un filo conduttore. Ci saranno i fiati, ci saranno delle presenze extra musica, perché adoro far comunicare dei contesti che spesso non comunicano. Non c'è nulla di meglio in un caso come quello dei teatri. Ci sarà tanto me e tanta voglia di racchiudere i miei 10 anni nel migliore dei modi. Il teatro come dimensione intima, spiega Arcomi. Io all'interno di questi teatri porterò tutti i miei album e la trovo una dimensione più intima, più personale, in qualche modo stretta tanto quanto la mia casetta che condividevo con gli amici quando le prime volte scrivevamo le prime rime. In scaletta ampio spazio alle prime canzoni, Milano Baciata, Ossigeno, Vuoi una mano, e alle hit La coda del diavolo, 10 ragazzi, Nuovo Range, ma anche all'ultimo album, Decrescendo. So che non è lo stesso, ancora ci penso, ma è sempre dal male che si trova un senso. Ciao Ariete. Grazie a tutti di essere venuti. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa, poi torniamo con la pagina sportiva con il Catania che vince e convince, mentre il Palermo è in fase di riflessione. Siamo al calcio, il Catania batte il Benevento e si piazza al secondo posto, protagonista ancora Ciccerelli, adesso l'attenzione è per la Casertana. Sentiamo Marco Carli. Un altro passo avanti aveva chiesto Toscano prima della partita con il Benevento. È stato così. Ora bisogna non fermarsi perché in realtà di passi in avanti il Catania contro i Sanniti ne ha fatti parecchi. Vincere innanzitutto, secondo posto in classifica, -1 dalla Salernitana già battuta. Nono clean sheet in stagione, ancora porta inviolata al Massimino. I numeri come sempre li fanno i tifosi, quasi 20.000 allo stadio e un fortino che è tornato tale anche per merito loro. Insomma, una domenica perfetta alla fine di una settimana perfetta. Ci aspetta già la partita venerdì con la Casertana. Ripeto, se tu vuoi essere una squadra che vuole competere per il vertice devi dare la stessa importanza ad ogni partita. Ci godiamo questa vittoria, non abbiamo neanche il tempo di goderci, devi prepararla con la Casertana che è in un buon momento. Squadra al lavoro in vista della partita di Caserta di venerdì che Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro, ma intanto è stata la settimana perfetta anche di Ciccerelli. Il suo rigore sblocca e decide la partita 7 giorni dopo la super punizione con la Salernitana. La cornice di pubblico, insomma, dopo a distanza di una settimana la Salernitana era praticamente come se non ce ne fossimo mai andati dallo stadio, quindi veramente bello. E poi sì, sono contento a parte del gol perché alla fine penso che il merito sia di tutti e la cosa che mi fa più felice è che veramente siamo tutti in un'unica direzione e si vede.
Intanto la società rossa-azzurra ha comunicato il prolungamento del rapporto contrattuale con Alessandro Raimo, il centrocampista esterno al momento infortunato si lega al club fino al 30 giugno del 2027. 3 punti pesanti in classifica per Siracusa e Trapani, gli azzurri hanno superato al De Simone il Casarano, i Granata al provinciale l'Audace Cerignola. Sergio Colosi. Senza reti da 400 minuti, ultimo con 9 sconfitte in 10 giornate e contestato dai tifosi, il Siracusa ritrova punti, gol e sorrisi contro il Casarano. Azzurri più forti della sfortuna e del vantaggio di Chiricò, rimontato dal primo centro di Molina. Nella ripresa l'espulsione di Celiento è il migliore degli assist. Il Casarano sbanda, il Siracusa segna ancora con Di Paolo, Frisenna e Guadagni, colpendo anche 2 pali. Spettacolo al De Simone e autostima, quella che ci vuole per lasciare la coda della classifica. La panchina di Turati ritrova nuova fiducia, gli elogi alla squadra del presidente Ricci. Oggi comunque noi ci portiamo a casa questa vittoria che è fondamentale, probabilmente è stata una prestazione forse per la prima volta durante l'anno per 90 minuti del collettivo, senza che ci sia stato un calo né fisico ma soprattutto un calo di concentrazione. 3 punti anche per il Trapani al provinciale contro l'Audace Cerignola al quarto KO. 42 giorni dopo i Granata ritrovano la vittoria. Aronica salva la panchina ma la prestazione non è piaciuta. Partenza brillante con i gol di Celeghin e Fischnaller ispirati dai piazzati di Giron. Vitale riapre la gara e nella ripresa Granata con il fiatone salvati dalle parate di Galeotti. Mercoledì secondo turno di Coppa Italia a Potenza contro il Sorrento. 3 tifosi arrestati e un quarto denunciato perché coinvolti negli scontri avvenuti prima dell'incontro di calcio Siracusa-Casarano, pochi istanti prima dell'inizio della partita. Alcuni ultra, per protestare contro i deludenti risultati sportivi della squadra, hanno iniziato un fitto lancio di fumogeni, bombe carta, bottiglie di vetro e di pietre, ripreso poi durante l'intervallo della partita. Vigilia di campionato per il Palermo rosanero domani al Barbera contro il Monza nel turno infrasettimanale. Rosanero già in crisi, domani un nuovo esame di maturità. I primi campanelli d'allarme. La sconfitta di Catanzaro apre preoccupazioni e riflessioni in casa Palermo. La macchina si è fermata, anche bruscamente. Qualcosa non va. Ma oggi è già vigilia di campionato. Domani al Barbera, nel turno infrasettimanale, il Palermo affronterà il Monza secondo in classifica. C'è già l'occasione di riscatto per i rosanero, che però dovranno fare inversione ad U rispetto alla prestazione del Ceravolo. È importantissimo. Sappiamo che abbiamo fatto un bel percorso fino adesso. Dobbiamo continuare a lavorare e come ho detto prima bisogna dare di più. Dare di più, principalmente in attacco. Il Palermo ha segnato poco, poi Ampalo spesso è isolato e mal servito dai compagni. Inzaghi ne è consapevole e domani, contro il Monza, dovrebbe nuovamente cambiare 11 iniziale, inserendo Brunori e avanzarlo rispetto al raggio d'azione delle ultime gare. Per questa edizione, grazie per averci seguito, a tutti un buon pomeriggio.